Eccoci di nuovo qui a Sana, alla fiera di Bologna, e abbiamo raggiunto ora lo stand della Regione Veneto, un Veneto che si fa sempre più bio perché la produzione biologica sta diventando una vera vocazione in questa regione. Noi diamo il benvenuto a Pierluigi Perissinotto della Direzione Produzione Agroalimentare e Certificazione di Qualità della Regione Veneto. Allora, Regione Veneto che sta mettendo a punto un piano di sviluppo per l'agricoltura biologica. Già da tempo in effetti la Regione stava pensando come sostenere e rafforzare questo importante settore della nostra agricoltura. Attraverso questo piano abbiamo dato come Giunta regionale concretezza alle azioni che l'ente intende sviluppare. Ci sono tutta una serie di possibilità collegate effettivamente alle potenzialità che ha questo settore che sono state considerate. All'interno di quelli che sono gli aspetti che abbiamo voluto in pratica, ai quali la Regione ha voluto dare concretezza, ci sono importanti azioni che stiamo sviluppando. Una di queste appunto è la promozione del prodotto biologico e la presenza nostra oggi all'interno di questo salone conferma questa volontà. Ecco, aziende che si rivolgono sempre più verso la produzione del biologico in risposta anche alle richieste del consumatore orientato sempre più verso questo tipo di acquisto. Allora, la richiesta è sempre più crescente e l'offerta in effetti adesso è sempre più indirizzata anche verso settori della domanda che un tempo non erano stati ben considerati. Vogliamo appunto in questo considerare tutto lo sviluppo che potrebbe avere il consumo di questi prodotti specialmente all'interno delle mense collettive. Grazie al dottor Perissinotto. Buongiorno. Il braccio operativo della Regione Veneto è Veneto Agricoltura, e noi qui diamo il benvenuto a Valerio Bondesan, tecnico di ricerca e sperimentazione di Veneto Agricoltura, che insomma propone questo piano che si articola in 5 progetti. Quali sono? Sì, noi svolgiamo il progetto dello sviluppo dell'agricoltura biologica per conto della Regione Veneto attraverso 5 progetti operativi. I 5 progetti operativi, che sono strettamente collegati tra di loro, vanno a sviluppare diversi aspetti, in particolare l'aspetto della sperimentazione e della ricerca, che è un settore abbastanza debole per l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è un metodo innovativo che ha molto bisogno di ricerca e di sperimentazione, quindi di trasferire poi le informazioni agli operatori. Nel progetto appunto della ricerca e sperimentazione noi andiamo ad indagare i metodi di produzione, soprattutto per la zootecnia biologica, quindi il miglior metodo per produrre un ottimo latte biologico, oppure per produrre della carne biologica, oppure anche la qualità ad esempio delle uova prodotte con metodo biologico. Queste attività sperimentali che noi facciamo presso le nostre aziende, ma anche presso aziende di produttori a scopo dimostrativo, ci permettono di raccogliere dei dati che poi trasferiamo con un altro progetto, che è un progetto di formazione e di divulgazione, agli operatori. Ecco, tutte queste informazioni saranno fruibili dal consumatore? Avrà modo di poter comprendere che cosa mangerà e come questo sarà stato prodotto? Questo è oggetto di un altro progetto, che è appunto un progetto che noi definiamo biopromo, cioè la promozione del prodotto biologico, ma soprattutto l'informazione al consumatore. Noi daremo diversi tipi di informazione al consumatore, sia sulla qualità dei prodotti biologici, attraverso la pubblicazione di semplici brochure informative distribuite dai vari produttori, ma poi anche informazioni sul dove sarà possibile acquistare i prodotti biologici in Veneto, sia presso l'azienda produttrice, quindi come vendita diretta, sia presso punti vendita specializzati. Insomma, tanti ottimi ingredienti per vivere sano, questa è la nuova filosofia. Io ringrazio il dottor Bondesan di Veneto Agricoltura, qui dalla fiera di Bologna. Per ora è tutto, ma noi continuiamo a parlare di eccellenze e ci spostiamo questa volta a Valdobbiadere, dove ci aspettano i nostri ottimi spumanti.